caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Musumeci rivendica il primato della politica, un avviso di garanzia non può mettere fine a un'esperienza di governo. Sembra un'affermazione ovvia, ma per troppo tempo non lo è stata. I politici e il governo vengono scelti dal popolo e lo rappresentano anche quando il popolo non si sentisse più da essi rappresentato. Gli strumenti per cambiare governo e politici sono le libere elezioni. Un provvedimento di un magistrato non può mettere fine a un'esperienza di governo, a maggior ragione quando quel magistrato in una conferenza stampa esprime giudizi morali sull'indagato e sui suoi comportamenti. Per la Costituzione italiana si è colpevoli solo a fronte di una condanna definitiva e, tranne per reati particolarmente gravi e odiosi, non esiste ragione per interrompere percorsi di governo che dovranno poi essere giudicati dagli elettori. Ieri il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, in una trasmissione televisiva, ha correttamente rivendicato in modo netto il primato della politica e la sua scelta di rinominare alla salute l'assessore Ruggero Razza. Ho riconfermato l'assessore Razza nel suo ruolo e me ne assumo la responsabilità. Non voglio far passare il principio, ha detto Musumeci, secondo il quale un avviso di garanzia possa portare ad abbandonare una carica. ASU, tavolo di consultazione sociale permanente, convocato da Scavone e Armao. L'assessore al lavoro Antonio Scavone e il vicepresidente della regione e assessore all'economia Gaetano Armao hanno riunito ieri mattina il tavolo di consultazione permanente sulle problematiche relative al personale impiegato in attività socialmente utili, istituito nei mesi scorsi dall'assessorato al lavoro. Presenti anche le organizzazioni sindacali e rappresentanti di ANCI e ASAEL. Al centro dell'incontro l'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri dell'articolo 36 della finanziaria regionale sulla stabilizzazione del personale ASU. Siamo rimasti spiazzati e non possiamo che condividere il malessere dei rappresentanti dei lavoratori per l'impugnativa, ha dichiarato Scavone. Il governo Musumeci oggi ha comunque manifestato l'impegno ad andare avanti nella maniera più veloce possibile per chiudere una delle pagine più buie del precariato storico. Parliamo di 4.571 risorse umane e professionali che sono diventate nel tempo indispensabili al normale funzionamento degli enti locali. Se sarà necessario, ha detto ancora Scavone, e se sarà la strada più immediata, chiederemo al Parlamento nazionale l'approvazione di una norma ad hoc, così da superare le motivazioni dell'impugnativa che parlano di sconfinamento delle prerogative della Regione nell'approvazione della norma. Fondo di sostegno per famiglie e imprese sovraindebitate, disegno di legge di Attiva Sicilia. Un disegno di legge per sostenere famiglie, imprese e professionisti in crisi da sovraindebitamento è stato presentato dal gruppo all'Ars di Attiva Sicilia. L'obiettivo del DDL è quello di rispondere alla necessità di famiglie, piccole imprese artigiane, commerciali e agricole e professionisti che si trovano in uno stato di sovraindebitamento e dal quale potrebbero uscire attraverso l'accesso alle procedure previste dalla cosiddetta legge salva suicidi. Accedere a queste procedure però comporta spese che potrebbero costituire un limite per chi ha già una situazione di grave difficoltà economica. Per questo il DDL presentato da Attiva Sicilia propone di istituire 2 tipologie di fondi presso IRFIS con l'obiettivo di sostenere queste spese, uno di rotazione per imprese e professionisti e uno a fondo perduto per consumatori e famiglie. La dotazione finanziaria indicata è rispettivamente di 1 milione di euro e 500.000 euro. Le limitazioni delle attività degli spostamenti a causa della pandemia da Covid-19, spiega Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia, prima firmataria del DDL, hanno generato effetti negativi sulla disponibilità liquide ed economiche di tanti professionisti e imprenditori che non hanno potuto fare altro che fermarsi accumulando debiti. C'è chi, tolte le limitazioni, è in grado di riprendere le attività, ma c'è anche chi già prima della pandemia si trovava in difficoltà e pertanto oggi si trova in una situazione compromessa o tale da pensare che l'unica via d'uscita possa essere gettare la spugna o cercare aiuti disperati rivolgendosi ad usurai.
Per evitare che ciò accada, abbiamo presentato questo disegno di legge con l'obiettivo di aiutare realmente chi ha bisogno. La Repubblica bocciata in siciliano. Le parole siciliane che finiscono in U sono maschili, non neutre. Su Repubblica.it del 21 giugno, nell'inserto Il Gusto, troviamo un articolo che, parlando dell'antica contrapposizione arancino-arancina, sostiene di aver individuato la risoluzione della secolare diatriba. Come è noto, questa conosciutissima specialità gastronomica siciliana a base di riso e tanti altri ingredienti a scelta in Sicilia occidentale viene definita arancina e in quella orientale arancino. Nulla di grave, in tutte le lingue del mondo alcune cose hanno più parole usate per descriverle e la soluzione già nelle cose sta nell'utilizzare uno dei termini a propria preferenza. In un mondo nel quale il problema dell'identità di genere vive ben altre contrapposizioni, questa è l'unica doppia identità che non può certo suscitare polemiche. L'autore dell'articolo ritiene comunque di aver trovato la soluzione nella proposta della storica, ed oggettivamente prelibata, pasticceria catanese Savia di eliminare maschile e femminile e sostituire il tutto con il suffisso dialettale U, quindi arancinu. Tutto a posto se non fosse che l'ipotetica soluzione è basata sulla assoluta ignoranza delle regole fondamentali della lingua siciliana. A proposito, lingua, non dialetto. In siciliano infatti finiscono in U le parole maschili e in A quelle femminili, quindi la frase dell'articolo niente maschile o femminile ma il suffisso dialettale U, che lasciava intendere che quest'ultimo indicasse entrambi i generi, si è rivelata inconsistente. Arancinu resta quindi maschile e a prevalenza catanese e arancina femminile e a prevalenza palermitana. La diatriba quindi non è per nulla risolta. Ci rimangono solo due certezze. La prima, la pasticceria Savia fa ottimi arancini e ottime arancine. La seconda, prima di scrivere, forse sarebbe meglio approfondire gli argomenti. Oggi è tutto. Per la informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.